Benvenuto. Salutiamo. Sai che mi chiamano beatificato ora? Sei, lo sappiamo. Perché mi fecero un ruolo beato. Bravo, bravissimo. Troppo bello. E niente, ma sei ritornato ora di nuovo. Sai che ti abbiamo chiamato Sì, diverse volte, ma sei l'ho ritornato sentito a dire. fare musica, quindi ultimamente. Così dicono. Diciamo che io ho sempre fatto, bene o male, musica, diciamo, chiamiamola così. Anche se non lo capivano le persone attorno a me. Però a me piaceva Beh. la musica neomelodica, diciamo, quella che si fa nelle zone patronali per le feste. Nelle feste di quartiere, che so. Certo, in che abbiamo citofonato più di 2 o 3 volte, sai, ma non rispondevi mai. Ma comunque sei ritornato ora alla canzone neomelodica. Quanto hai preso lo spunto da quando suonavi con i Pink Floyd o ti venne ora questa cosa? Come è combinata? Faglielo sentire ai telespettatori. Diciamo che quando ho conosciuto Roger Waters, devi una pensata, perché lo piccia la faccia un po' scarazzata. Cioè, quando lo guardavo mi veniva di cantare musica napoletana. Però, diciamo, il neomelodico è molto più raffinato. Poi gliene ho parlato e lui fondamentalmente mi pareva convinto. Anche se ai tempi si beveva il latte, poi ho scoperto che ci mette la grappa. La verità. Perché giustamente chi matrimoni, sì, vai bene, poi specialmente il nome Iccato che c'è, diciamo, ti sei di successo, però grandi soldi non ne puoi fare. Io ti dirò una cosa, se tu Sì, puoi vero. farlo sentire ai telespettatori, magari qualche pezzo. Sì, mi vergogno perché non mi ricordo gli accordi. Poi, sai, i matrimoni, i soldi si facevano, ma in realtà andavamo a prestare le damigelle e Roger. Ci facevano tutte, non lasciavano pure dell'aria. Perché, diciamo, loro ci attezzavano. Di quando ero amico io, vedevo damigelle, bene, non capivo più niente. Poi mangiare. I miei matrimoni si mangia proprio niente, mangiare. Infatti certe volte eravamo così sazi che non ci capivamo più niente. Cioè, tipo, anche Roger.